Insas pedras dormet su tempus, con sos segredos de su pasado, sos cantones narranti historias, qui il vento porta voci antiche, orgono torra chi non chert, ma sta ancora in pizzo a guardare. Ci troviamo a Ghilarza, in provincia di Oristano, con, possiamo dire, un amico. Certo. Antonio Masala, presidente dell'associazione Archeologica culturale Orgono, che appunto ci sta facendo questo enorme piacere di appunto accompagnarci, ci accompagnerà in visita a questo nuraghe che ci ha anticipato avere veramente delle caratteristiche molto particolari e peculiari. Ma prima che inizi la puntata, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati. Bene, partiamo con questa visita. Che tipo di nuraghe è questo immenso nuraghe qui a nuraghe Orgono praticamente è un nuraghe unico nel suo genere, in quanto è costituito da due nuraghi. Il nuraghe inferiore, che è il vecchio nuraghe a corridoio, e il nuraghe superiore, che è il nuraghe a tolos. Quindi praticamente sono due nuraghi in uno. Due nuraghi in uno. E quindi sostanzialmente abbiamo sia, diciamo, una delle prime tipologie di nuraghe che venivano costruite, quella a corridoio, e poi ne è stato fatto un altro sopra. Infatti la parte inferiore è del XVII secolo, intorno al 1600 e al 1700. Qualcuno dice che è molto più vecchio ancora, però praticamente Quindi comunque sono, cioè, in totale ad oggi quei 3700 anni, 3800 anni. Certo. Comunque così a memoria non abbiamo mai visto un nuraghe che presenta entrambe le caratteristiche. Non c'è da nessuna parte. E quindi è veramente molto curioso. È curioso perché se leggi poi tutte le riviste di archeologia ti dicono che per il momento non se ne è visto nessun altro. Okay. Dico, ma con tanto tempo che è passato, se non se ne è visto nessun altro, evidentemente non ce n'è. Esatto. Va bene, dai, proviamo ad entrare allora. Ok, quindi praticamente entrando noi non troviamo, guardando in alto, la classica chiusura a tolos, Certo. proprio esprimendosi male, tonda, ma è praticamente una sorta di chiglia di nave rovesciata. Di chiglia di nave rovesciata. Vedi? Mamma mia. Oppure qualcuno dice di schiena d'asino anche. A schiena d'asino, ok. E quindi in pratica questa praticamente era l'uscita del vecchio nuraghe. Del vecchio nuraghe a corridoio. Del vecchio nuraghe a corridoio, che poi è stata utilizzata come ingresso al vano scala. Ah, ok, quindi poi è stata riadattata in qualche modo. Certo. Che ha chiuso poi per andare di sopra l'apertura che trovi dall'altra parte. Capito? E invece queste nicchie, queste sono le nicchie, che fossero nicchie votive, cosa ci mettessero, questo non te lo so dire. E la peculiarità di queste nicchie è che sono sopraelevate rispetto alle nicchie solite che trovi nel nuraghe. In questa poi trovi addirittura una feritoia che va all'esterno.
Saliamo passando da quella che era, diciamo, la seconda uscita o entrata del vecchio nuraghe a corridoio e che poi è stata adattata per accogliere l'imbocco per la scala che serve per andare al piano superiore. Andiamo sempre con estrema cautela, anche se comunque tutto è veramente curato e tenuto nei minimi particolari. Ecco, qui possiamo notare una sorta di nicchia a fine parte curvata della scala, veramente molto particolare. E poi arriviamo a quello che è il piano superiore, quindi questa è la cupola del nuraghe a corridoio sostanzialmente, e che sotto abbiamo visto a forma di chiglia di nave rovesciata. Ok, e questa apertura qui che cos'è? Secondo le descrizioni che si trovano nei libri dovrebbe essere una nicchia dove vengono posti gli idoli. Ah, ok. Però a me sembra una cosa inverosimile, perché essendo una nicchia molto grande, gli idoli che io conosco nostri sono tutti quanti piccolini piccolini. Ah, certo. E quindi perché un'apertura così grossa? Sarebbe veramente sproporzionata. Sproporzionata. Presumibilmente è un'uscita del vecchio nuraghe. Ah, ok. Praticamente, prima di fare la scala, in effetti, l'uscita che abbiamo visto dentro il nuraghe era in comunicazione con questa. Okay. Una volta che è stata costruita la Tolos, è fatta la scala e l'elicoidale, è stato chiuso il passaggio, quindi è rimasta questa nicchia. È rimasta questa nicchia qui, esatto. E poi prima mi parlai anche proprio della che si vede la differenza fra la parte esterna, la parte esatto, e quella più interna, che è, diciamo, più tondeggiante, insomma. Che è il nuovo nuraghe, diciamo che è l'evoluzione tra il nuraghe a corridoio e il nuraghe a Tolos. Meraviglioso. E tutto intorno si presume ci fosse tutto un ballatoio, come volete chiamarlo, non lo so. Assolutamente, sì, un camminamento circolare, qualcosa del genere. Quindi tutto un camminamento per poter perlustrare a 360 gradi, certo, tutto il territorio. Tutto il territorio e anche con nuraghi che ci sono. Ma una tua opinione personale, il nuraghe a cosa serviva? Perché se ne sentono tante, no? Chi dice che è una fortezza, granaio, oppure per questioni religiose, eccetera, eccetera. Noi abbiamo fatto una conferenza, il conferenziere ci ha detto, non ti posso dire il termine perché è che era un casino. Ok, capito? Quindi questo alone di mistero che forse rimane sempre, che è la cosa che ci piace, perché bella, comunque certo, se poi un giorno ci dicono serviva a questo, ci sparisce tutta la fantasia e certo, se ne va. Certo. Abbiamo visto un nuraghe che è unico, non è raro, è unico. È unico. C'è solamente questo? Quindi, per il momento sì, non se ne trova nessuno. A meno che qualcuno non ne costruisca. Certo, non ne costruisca di nascosto e poi ce lo propina per buono. Quindi ringraziamo tantissimo Antonio Masala per questa visita che appunto abbiamo fatto, abbiamo visto una meraviglia incredibile. Vi esortiamo insomma a contattare l'associazione per poter venire ad effettuare delle visite, sia diciamo per motivi di sicurezza eccetera, ma anche per poter
avere delle informazioni insomma, che sono precise, esaustive e complete. Alla prossima, grazie. Ciao! Ciao, grazie a voi. Ciao, ciao. Grazie mille. E grazie anche al Nuraghe. Certo, grazie al Nuraghe. Che resiste, nonostante tutto, non crolla. Esatto. Guarda, messo in pendenza, ha fatto, però tranquillo. Esatto, c'è gente che sta facendo di tutto per farlo venire giù quello e invece rimane, lui rimane quello lì. rimane. Grazie ancora, seguiteci sui nostri canali YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Ciao! Il tempo si ferma dove le pietre parlano.